c'è anche oggi insieme. Abbiamo il piacere di avere in studio Renzo Mazzaro, collega giornalista, scrittore, autore di questo libro che ha fatto e sta facendo parlare. Banche, banchieri e sbancati. La grande truffa dal Veneto all'arresto d'Italia. Editori La Terza. E inizierei chiedendoti una cosa di carattere sociologico in qualche maniera. Io ho l'impressione che lo scandalo che ha coinvolto la Popolare di Montebelluna e la Popolare di Vicenza abbia di fatto rotto un patto sociale, vale a dire, forse è la prima volta in cui veneti hanno bidonato altri veneti. È una lettura? Certo, senz'altro. Ed è proprio così, a dispetto, nonostante molte versioni diano, peraltro con fondamento, la colpa anche, io dico, invece queste versioni dicono soprattutto ad agenti esterni, il mancato controllo che è stato fatto dalla vigilanza, le preferenze che sono state fatte nell'attività di ispezione, il comportamento non univoco, non omogeneo fatto da Banca d'Italia, dalla Consob, a questo mi riferisco. Ma senz'altro quello che è successo è tremendo, è stato rotto il patto sociale, diciamo la fiducia che le persone, soprattutto noi veneti, non so, probabilmente in tutta Italia c'è una propensione al risparmio, ma io mi ricordo da piccolo ti regalavano il salvadanaio, certo, e mettevi dentro quelle monetine. L'educazione al risparmio. L'educazione al risparmio, ma c'è l'articolo 47 della Costituzione che dice che la Repubblica tutela il risparmio. Qui viceversa il risparmio è stato, diciamo la parola giusta, bidonato. C'è stata una stangata che ha punito in modo indegno questa propensione al risparmio delle persone e quindi la fiducia che c'era nella banca, eravamo abituati a dire, beh, hai i soldi in banca, certo, intendendo con questo che erano sicuri. Adesso scopri che invece non erano sicuri per niente, altro che quello che diceva Gianni Zonin, il presidente della Popolare di Vicenza, che hai citato tu, che la banca mettiamo i soldi nella musina, cioè come il salvadanaio. Purtroppo non è così, si è rivelato, diciamo la banca si è rivelata non salvadanaio, il salvadanaio si è rotto e dentro non c'era niente. E la cosa assurda è, adesso ti parlo in frasca, che i principali responsabili, cioè quelli che amministravano la banca, ti dicono, tu gli chiedi ma scusa come mai non c'è niente? Che ne so, ti dicono loro, che ne so, ne sanno meno di noi. Quindi, tu scrivi anche però che vittime e carnefici facevano parte dello stesso sistema. E questo è abbastanza tremendo, perché mi riferisco soprattutto al fatto che sul banco degli imputati adesso, nell'unico processo che è aperto, che è a Vicenza, siedono alcune persone, ma nei consigli di amministrazione delle banche, della stessa banca o delle banche prima, oltre che negli organismi di controllo, i sindaci, i revisori dei conti, c'erano molte altre persone. Voglio dire, la magistratura persegue delle responsabilità penali, ma c'è ben altro oltre alle responsabilità penali, ci sono delle responsabilità sociali e sono responsabilità gravi, perché chi dirigeva il traffico, chi dirigeva i prestiti, gli affidamenti, chi decideva a te sì e a me no, per esempio, o il contrario, perché andava anche così, e andava anche così in spregio, le carte delle inchieste dimostrano, in spregio alle verifiche che le stesse banche facevano, gli organismi della banca che verificavano, non so, tu volevi 50 milioni, potevi avere le condizioni, le caratteristiche o meno, c'era tutta una istruttoria da fare, certo, e l'istruttoria magari dava come risultato no, e invece il consiglio di amministrazione decideva sì, perché il padrone del vapore, il presidente stesso, il direttore generale, no, ma il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato dicevano ok, si faccia, sono io che garantisco, e firmava. Ora, queste banche sono fallite perché sì, c'era stato aggiotaggio,
che è un reato perseguito adesso nei processi, c'è stato l'ostacolo alla vigilanza, ma sono fallite soprattutto, non perché ostacolavano la vigilanza, sono fallite perché prestavano denaro che non è più ritornato indietro. E allora dove è finito questo denaro? La domanda resta nell'aria. Fra l'altro, i dati riportati parlano di 210.000 risparmiatori truffati, ed è già tanto, ma soprattutto 300.000 ipoteche immobiliari ancora da discutere. Sì. Cioè, Allora, è un dramma sociale gigantesco questo. certamente, e il grave è che intanto se ne parla sempre di meno e poi se ne parla poco e si tengono bassi i riflettori, ma queste 300.000 ipoteche immobiliari erano garantite spesso dalle stesse azioni, cioè tu andavi in banca, certo, poni, a chiedere un affidamento, ti dicevano vuoi 250.000 euro, non so, per comprarti una casa. Te ne diamo 350.000 però in azioni e così tu avevi una riduzione degli interessi. Ti toccava accettare perché se no non ti prestavano i soldi. I 50.000 euro del valore delle azioni sono scomparsi perché le azioni sono andate a zero. Allora lo stesso affidamento adesso non è garantito e la banca ti chiede il rientro, la banca non c'è più. La banca che ti ha prestato i soldi, mettiamo che fosse la Popolare di Vicenza o Veneto Banca, è subentrata Banca Intesa però ti dice, scusa vecchio mio, qui io vedo un affidamento, tu o mi garantisci, poiché, o se no devi rientrare. Tu non puoi rientrare perché soldi non ne hai e hai una ipoteca sulla casa. Allora ci sono situazioni tremende. Spesso gli avvocati, nel caso mettiamo tuo di questa ipotesi che sto facendo, che non è campata in aria perché rispecchia, se vuoi ti racconto, ti dico nel libro ci sono esempi concreti. Tu hai raccolto le testimonianze. Se tu hai allora un avvocato, qualcuno riesci a placare perché mettiamo il caso mi viene in mente adesso di un giardiniere di Verona che eredita 240.000 euro nel 2009. Cosa succede? Va in banca, questo qui ha avuto una fortuna, e mette i soldi lì. Gli fanno comprare 240.000 euro di azioni della Popolare di Vicenza, che è assurdo, almeno diversifica. Lui si fida, nel 2013 deve fare dei lavori in casa, va in banca e gli dice, e chiede sdoganatemi 50.000 euro che mi servono, e gli dicono ma sei matto a liberarti delle azioni, che non vedi che questo titolo qui va su mentre tutti gli altri delle banche vanno giù? E dice vabbè, ma io ho bisogno dei soldi, risponde quell'altro. Che problema c'è? Ti facciamo noi un fido, e dice ti diamo 50.000 euro, anzi te ne diamo 70.000, tu prendi 20.000 euro di azioni così non paghi neanche gli interessi. Quindi questo signore qua che è andato in banca a prendere i suoi soldi se ne esce con un prestito. Siccome non sa niente o comunque in fiducia accetta, nel 2017 le azioni vanno a zero, lui ha perso i 240.000 euro dell'eredità, non ci sono più. Ha un debito di 70.000 euro, coperto da 20.000 euro di azioni che non ci sono più. La banca che è subentrata, Banca Intesa, gli chiede il rientro. Allora, altrimenti dice ti segnaliamo alla centrale rischi, il che significa, in questa ipotesi, che questo disgraziato qui non avrebbe più nessuno che gli presta soldi, perché se sei segnalato alla centrale rischi sei un cattivo pagatore, dunque nessuno ti presta soldi. Per fortuna che con un giro di avvocati vanno a dirgli ma siete pazzi. Tra l'altro, se agite in questo modo con un contenzioso, questo qui non potrà mai lavorare per restituirvi i soldi, quindi è addirittura una cosa sbagliata dal vostro punto di vista. Insomma, questo signore qua risultava a me a ottobre scorso, è riuscito a fermare la banca, lavora, ma c'ha questo debito, ha perso i soldi. Cioè, da una fortuna. E ha un debito con la banca, mentre avrebbe potuto avere un credito, mentre probabilmente ha un credito. Qui il tempo vola perché è affascinante purtroppo stare ad ascoltare queste storie. Però concluderei chiedendoti una cosa: cosa c'è di diverso con i crack di altre banche che si sono registrate in tempi recenti in Italia?
Parecchio, se noi osserviamo ad esempio quello che sta capitando nella Popolare di Bari in questo momento. La Popolare di Bari è intanto ha molto meno risparmiatori, sono 70.000 soci, mentre le due banche venete tutto assieme avevano 210.000 circa soci, quindi siamo molto più bassi. È una situazione drammatica, comunque, anche se in quel caso, nel caso della Popolare di Bari, le azioni valevano 7 euro, 9 euro, 7 euro, qui quindi la perdita sarebbe di queste proporzioni, mentre nella Popolare di Vicenza le azioni valevano 62,50 euro e sono andate a zero, e in Veneto Banca valevano 40-41 euro, poi 38 e sono andate a zero, quindi la perdita qui è stata mostruosa rispetto all'ipotetica perdita che può esistere e ci sarà senz'altro, anche se non totale, nella Popolare di Bari. Però la cosa più grave è che nella Popolare di Bari, la cosa diversa è che nella Popolare di Bari interviene lo Stato e fa un salvataggio considerando quella banca una banca di sistema, mentre nel Veneto il salvataggio non è stato fatto e la banca è stata messa in liquidazione coatta amministrativa con tutto quello che è successo, e sono stati salvati gli affidamenti e tutti quelli che avevano crediti, fidi e prestiti eccetera, e quelli che avevano depositi, ma i soci sono stati stangati, mentre lì nella Popolare di Bari si profila una situazione difficile, perché anche lì le azioni andranno molto più giù, però la banca non chiuderà e uno può sempre aspettarsi che le sue azioni, una volta risanata la banca, tornino ad avere un valore tale da essere remunerativo o tornare ai valori di prima. In una battuta, poco peso politico del Veneto. Guarda, zero peso politico del Veneto. Il Veneto, lì se ne parla ampiamente, il Veneto l'unica cosa che ha fatto di bello è stato il servizio SOS risparmiatori, che era un telefono verde, e lì ci sono delle storie tremende di gente che aveva il rischio suicidario, ci sono stati dei suicidi, ci sono stati dei dissesti familiari, delle persone in qualche modo che sono state rovinate nella loro vita, hanno avuto un riferimento importante perché questo telefono è gestito da psicologi professionisti che si alternano ogni 7 ore, e quindi è qualcuno che sa bene, capisce appena tu parli in che gradazione di rischio suicidario ti trovi. Ma per il resto il Veneto, guarda, ha fatto veramente poco. Se, adesso dico una battuta, se il nostro presidente, che è il più quotato presidente fra i presidenti di regione del Veneto, ogni 3 volte che dice la parola autonomia dicesse o avesse detto la parola banche, noi avremmo avuto sicuramente un effetto differente. Grazie. Grazie a Renzo Mazzaro, collega giornalista, scrittore e autore di questo libro, su una delle pagine buie, insomma, della storia recente della nostra regione. Banche, banchieri e sbancati, edito dalla Terza. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. A voi la prossima.